Netto successo per l'Imoco Volley Conegliano al termine di un match dominato dall'inizio alla fine, con la formazione di coach Santarelli che così bissa il successo del Palaverde contro Monza. Entrambe le formazioni si presentano con gli stessi sestetti della prima giornata. Brescia con Caracute in palleggio in diagonale con Mingardi, Beltman e Speech al centro, Rivero e John Sperry in posto 4 con Parlangeli come libero. Conegliano schiera Wolosz in palleggio con Egonu opposto, Gerties e Silla in 4, De Craif e Folia al centro con De Gennaro nel ruolo di libero. L'Imoco parte subito fortissimo e prima Silla fa 7-3, poi Egonu fa 10-4. Brescia non molla e John Sperry riporta a -3 le bresciane, ma un muro di Silla ristabilisce le distanze sul 19-11 prima del definitivo 25-17. La musica non cambia anche nel secondo parziale, con le venete che fanno subito la voce grossa portandosi sul 9-3 prima e 16-6 poi, grazie ad Egonu. Folì fa 29, poi è la neoentrata Sorokaite a chiudere il parziale 25-15. Il terzo set è sulla stessa lunghezza d'onda dei primi due, con De Craif che mette a segno l'ace del 5-1. Gerties prima doppia le bresciane sul 14-7, poi regala il 20-12 prima del definitivo 25-14 messo a terra sempre dalla schiacciatrice tedesca. Per l'Imoco 15 punti per Milian Silla e 13 per Paola Egonu con 9 punti per Gerties e 8 per Robin De Craif, eletta poi MVP dell'incontro. Brescia non replica la bella prestazione con Caserta con i 10 punti di Mingardi e i 6 di Speech. Non c'è tempo per rifiatare perché nel weekend si ritorna subito in campo con l'Imoco che andrà a fare visita a Filottrano, con Brescia che invece affronterà una difficile trasferta contro le campionesse d'Europa dell'Igor Gorgonzola Novara.